Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay live su Shogun 2 Total War. Ci ritroviamo in compagnia di... del Comendone veneziano. e ci ritroviamo con la vecchia via pronti ad affrontare due nuovi avversari. Vediamo un po' gli eserciti che sono stati disposti sul campo di battaglia. Vediamo un po', in prima linea ci sono Vai. due monaci guerrieri con arco, opportunamente colorati di rosso. In seguito potete vedere due unità di Ashigaru Koyari per coprire le spalle ai nostri cari arcieri, la colonna portante del nostro esercito, ovvero 5 unità di samurai con katana più un razziatore Wako, 3 unità di cavalleria che sono davvero molto potenti, molto potenziate, si ritrovano all'incirca all'interno del livello 7 e livello 5, e 2 lancieri per coprire il frontone destro. Mentre il Kumendone, vediamo un po'. Vediamo il Allora, Kumendone. ecco, il mio esercito è il solito esercito da Rusher, quindi un esercito abbastanza cazzuto. Allora ho praticamente una katana uppata all'inverosimile, morale, attacco corpo a corpo, tutto più i bonus, proprio costa tipo 1 milione di euro. Poi ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, allora 6 katane in totale, di cui una proprio uppata al massimo. Poi ho 1, 2, 3, 4 samurai con Yari, sì, uppati ma non troppo sinceramente. Una Ashigaru con Yari messo così a catteggiare. Il mio generale di livello 5 oro e 3 cavallerie, 2 molto uppate, 2 cavallerie con Yari molto uppate e una invece liscia, una cavalleria con Yari liscia. Basta, non ho un caro, basta, a posto. Stiamo attenti, questi due ragazzoni che stiamo affrontando hanno molte cavallerie. Guarda un po' che cosa sta succedendo. Oddio. Avanza insieme a me. Mi stanno ammazzando, eh? Arrivo. Arriva boss. Cosa vuoi? Solo le cavallerie o anche qualcos'altro? Dimmi te. Magari Tutto quello le che vuoi. cavallerie. Per John Helgen questo è altro. Eccoli che arrivano. Ma cosa fa? Aiutami. Ma cosa fa questo? Impazzito. Niente, c'è gente pazza, devi sapere. Ma cosa fa? Ma mi attacca i lancieri. Niente, c'è gente pazza, devi sapere. Bella. E vai così. Vediamo, Ti ecco piace ragazzi le vincere cavallerie di partite, Edward che pronti, arrivano pronti. dalla collina. Dove dietro? Oh, dove dietro? Vado a prendere un colpo Edward. Che cosa? Non so, ho capito ci sono le cavallerie dietro. No, le mie. Oh, cerchiamo di mandarle in fuga, ucciderle tutte le cavallerie, perché poi possono essere un problema. Sì. Non... Sì, comunque ha fatto una mossa da codice penale, ragazzi, mai fare una roba del genere. Mamma mia che erroraccio. Cioè è andato a morire. Torniamo indietro che saremo sotto il tiro dagli arcieri. Sì. Bella Marco. Allora, intanto le sue cavallerie non esistono più, quindi insomma adesso possiamo riorganizzarci Già. in maniera importante. Vediamo un po' i miei Cosa uomini. mi ha attaccato in pieno? Sì, Sì, sì. ma ragazzi, cioè, mi ha attaccato in pieno i lancieri. Cioè, proprio così. Cioè, proprio in bocca, è arrivato in bocca sui lancieri. Ancora. Che non mi sembra una gran mossa. Si sono riprese le sue cavallerie, Vabbè, ma ormai sono ridotte all'osso. Speriamo. Come dice il buon Sub. Vediamo qua. Avanziamo insieme, ok? Si conta che però io non ho arcieri, quindi appena... non ne hai? appena le sue... no, io non ho nessun arciere, quindi... come si dice? Appena arrivano le sue frecce devo partire in quarta. Ok. Andiamo avanti. Allora, i lancieri di lato ovviamente per recuperare un po' di spazio sul frontone destro e sinistro. Le cavallerie opportunamente in avanti, perché visto che questi avversari sono così abili a usare la cavalleria, mettiamole in avanti. Beh, insomma, spero sia ironico. Comunque ragazzi, è un applauso. Oh cazzo. Di nuovo. Oh raga, mi è tornato questo. Arrivo. Mamma mia, attenzione ai lancieri. Ah, i lancieri davanti, non ci credo. Dai, vai sui lancieri. Vai sui lancieri, bravo. Ragazzi, però questi qua non sono neanche Andiamo. tanto scarsi. Hanno un biglietto da visita abbastanza notevole. Cioè sono di livello 7 se non sbaglio. 7, livello 5. Cioè gente che... Io amo questo qua. Ragazzi, amo questo. Forse neanche mi serve il tuo aiuto. Cioè, Sì, basta, torniamo indietro. Facciamo recuperare fiato ai cavalli.
Cioè, ma non è che sono neanche tanto scarsi, sono livello 5, livello 7, sanno che cos'è Shogun, cioè almeno credo che l'hanno spacchettato dalla scatola. Certo. Andiamo avanti. Ragazzi, sono sconvolto. Mamma mia. Per la seconda volta arrivano davanti a un muro di lance e vengono spezzettati. Cioè, praticamente c'ho i samurai con gli ari, cioè i più bastardi contro la cavalleria, eh. Cioè, sono i più bastardi. Cioè, è incredibile, io non lo so, boh. Possono sembrare anche inutili gli Ashigaru con gli ari qua dietro perché ormai cavallerie non esistono più. Adesso io offrirò un fuoco di copertura. La cavalleria me la metto a sinistra perché tanto ormai non hai bisogno del mio aiuto, la cavalleria sua non esiste più. Io posiziono le mie unità di arcieri al fianco tuo in modo tale da offrirti un po' di copertura sulla destra. Ecco alcuni che Bravo. riescono a far fuoco. Cosa abbiamo qui? Samurai con naginata. Ho questi, altri samurai con naginata. Le frecce qui non sono molto utili. Ma vecchio, ma tu riprendi solo la tua qua, per esempio quando mi ha attaccato la cavalleria hai ripreso che anche il Certo. mio esercito oppure riprendi solo il tuo? No. Ah, ok. Bravo, bravo. Ragazzi, un applauso per Edward che è un grandissimo youtuber, sono dei migliori. Viva Edward. Comendone. Adesso che ha inaugurato questo nuovo torneo ci iscriviamo subito, facciamo partitone. Sì ragazzi, ho fatto sul mio canale Comenda Veneziano Channel che c'ha il buon Edward là nella lista amici, nella lista insomma nella home page, ho creato un forum, in questo forum ho creato un torneo di Shogun e farò praticamente non dico uno alla settimana ma quasi, sempre con modalità diverse. Quindi ragazzi se volete lo sapete, Edward è già iscritto al torneo anche lui. Sei iscritto Edward Ancora oppure no. ancora non ti sei iscritto? Edward male, John Helgen male. Allora, vediamo, tornando alla partita, hai qualche fuciliere oppure non hai niente? No, io sono un rusher puro, ragazzi, sono proprio un... Per quello sono tornato alla vecchia via, perché io proprio cioè, sono un rusher, questa è la mia identità. E allora io cioè. direi di avanzare con Ecco. tutto l'esercito, avanzo anch'io, visto che arcieri non è che ne hanno molti, cioè hanno degli Ashigaru con arco, non possono... Poi li tengono addirittura in prima linea. Quanta cavalleria hanno ancora? Niente, ormai ne è hanno finita, ancora, hanno tutti comunque, i di samurai con cavalleria. arco. I coglioni, ne hanno ancora, no, decimata però Ah, ne vero, hanno qua ancora. dietro. Ne hanno ancora un po', Già. Tu cominci ad attaccarlo con gli arcieri, qua mi stanno colpendo. Sì, no, sì, ci guarda. sono dei samurai con naginata, No, sono ancora no. corazzati, però li sto riducendo all'osso. Perché nel corpo a corpo possono Grande. essere fastidiosi, quindi... Adesso appena li faccio fuori, ecco i samurai con katana, primo obiettivo. Facciamo fuoco, Grande. frecce infuocate. Qui abbiamo altri samurai con arco, facciamo fuoco anche su questi. Benissimo. Anzi no, Dimmi te, quando vuoi io attacco, io aspetto sempre il mio partner quando gioco in due, quando vuoi comincio attenzione alla a cavalleria dall'altro Dimmelo lato, te. inizia ad andare avanti che io ti seguo. Ok. Allora io prendo due lancieri, butto due lancieri in avanti nella speranza che mi colpisca quelli, così non perdo le katane più forti. Sì, E indietro metto le katane. io devo andare avanti con tutto perché adesso hai gli arcieri che sono molti di più dei miei, possono dare fastidio, quindi così li tengo occupati. Innanzitutto avanziamo anche in questa maniera, i lancieri li teniamo un po' dietro per evitare qualche attacco sorprendente del generale. Ok, cerchiamo di ridurli all'osso ormai. Attacchiamo questa unità qui, quest'altra qui, visto che il comandante ormai sta attaccando. Abbiamo distrutto... sì, ma dai, ci manda anche il generale sulla cavalleria. Cosa aspettiamo di meglio? Questi lancieri qua giù, questi altri così, in modo tale da coprire il tutto. Il generale lo mettiamo infine alla morte. Bene. Stai andando? Ho sentito Sì, un sì, sì. urlo? Io cerco di andare dietro l'esercito con la cavalleria. Bene, intanto il generale glielo sto spezzettando. Mi raccomando ragazzi, se avete voglia di giocare un bel po' di partita Shogun, magari divertirvi in compagnia, iscrivetevi al nuovo torneo del Comendone. E lo trovate all'interno del forum.
che ritroverete all'interno della sua pagina del canale, che ovviamente se non la conoscete andate a vedere all'interno della mia home page, come ha riferito ovviamente il Comendone. Vorrei dire un'altra cosa, visto che avete richiesto davvero in molti i vlog, però io non so davvero che cosa dire all'interno dei vlog, perché soprattutto all'interno delle partite, delle sessioni molto lunghe come quelle di Formula 1, dico tutto quello che c'è da dire sulle nuove, anzi sulle novità del canale, ma soprattutto su ciò che andrò a fare, quindi per me non c'è molto da dire all'interno di un vlog, visto che utilizzo le sessioni di gioco più lunghe per dire tutto ciò che ho da dire. Peccato però. Eh. Uno come te sarebbe stupendo. Ah. Lo stiamo distruggendo, ragazzi. Mamma mia. L'ho asfaltato. Mamma mia, guardate un po', ragazzi, non ho perso neanche un'unità all'interno dell'esercito. Adesso le cavallerie di dietro stanno cercando un po' di spezzettare il generale a dovere. Quindi un'altra partita da mettere nel cassetto delle vittorie insieme al Ma vecchio, Comendone. ma hai visto? Ma hai visto come l'abbiamo detto? Vediamo cosa rimane qui, dei nodaki. Ecco, dei nodaki che ormai vengono fatti fuori. Guardate un po', ragazzi, questo è quello è cosa eravamo non troppo fare forti. all'interno di una partita. Vedete un po' se volete iscrivervi al torneo del Comendone. Grande, Edward. Guardatevi questa partita e date un'occhiata a cosa non fare. Cioè la cavalleria mandarla sui lancieri è la cosa più sbagliata che esista. Beh. Cioè, come morire in un È 0-2 come far proprio, partire sì, una sì, gara di assolutamente. Formula 1 con le gomme bucate. Stessa cosa. Sì, vittoria Addirittura eroica, vittoria ragazzi. eroica. E ci scrivono Vittoria anche Good eroica. Game, ci hanno elogiato. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un commento, quindi vi invito a lasciare anche un voto. Un saluto da Edward, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao dal Comendone, viva Edward, ciao!